Con Alberto Fioravanti, vice sindaco di Taglio di Po, e con il presidente del tennis club Marco Frezzato, siamo qua nella cittadella dello sport. Perché siamo qua, vice sindaco? Ma siamo qui perché a breve cominceranno i lavori di sistemazione definitiva di questa struttura importante per le attività sportive di Taglio di Po. Struttura che ha avuto dei problemi notevoli causa la famosa tromba d'aria del 2017. Per tutta una serie di motivi è stata messa un po' in coda agli interventi, perché comunque riusciva a essere funzionale lo stesso e tutto quanto. Adesso è arrivato il momento di metterci le mani definitivamente e quindi fare tutta una serie di lavori che poi il responsabile dell'ufficio lavori pubblici illustrerà. Niente, sono qui con il presidente del circolo perché crediamo sia un momento importante. Abbiamo dimostrato una grande volontà di dare una mano, soprattutto in questo momento, a tutte le strutture sportive. Ricordo che nel giro di un anno circa, forse meno, siamo intervenuti in maniera importante sugli spogliatoi nuovi del campo Oca, abbiamo messo a norma la palestra Zanella, abbiamo rifatto l'impianto di illuminazione del campo B qui presso la Tagliolese, okay? E il Palavigor ci auguriamo per settembre sia di nuovo funzionante, quindi stiamo lavorando alacremente anche col Palavigor. Qua nel circolo tennis a breve cominceranno i lavori di messa a norma e di sistemazione definitiva che porteranno ad avere una struttura completamente diversa dal solito, meno energivora e anche più adatta a tutte le esigenze. E anche in questo caso siamo fortunatamente riusciti a fare il tutto senza spendere un soldo, diciamo così, della collettività, nel senso che qui i lavori, tutto il costo dei lavori è legato a l'assicurazione per quei famosi danni e il conto energia perché faremo degli interventi importanti di miglioramento energetico dell'edificio. Siamo felicissimi che siamo arrivati a questo punto dopo 3 anni e mezzo praticamente di risistemare il nostro palazzetto. Noi abbiamo circa 80 iscritti tra ragazzini e persone adulte che vengono a giocare a tennis e più anche parecchia gente che viene a giocare a calcetto qua all'interno del palazzetto. Perciò siamo molto felici che venga ristrutturato anche a norme migliori rispetto a prima, in maniera tale da avere un impatto ambientale molto più basso. E ringraziamo quindi l'amministrazione comunale che ci sta dando queste possibilità. Chiediamo all'ingegnere Alessio Mantovani, responsabile del settore lavori pubblici del Comune di Taglio di Po, in cosa consistono questi lavori anche dal punto di vista tecnico. Andremo a rifare il manto di copertura su tutto l'edificio. All'interno andremo a realizzare un controsoffitto con sovrastante materiale coibente, con l'obiettivo di migliorare le caratteristiche energetiche dell'edificio. Andremo a sostituire interamente la fascia di serramenti sui prospetti est ed ovest, che vedete qui rappresentati, e da ultimo andremo a sostituire i corpi illuminanti con dei proiettori a LED e termineremo l'intervento con delle dotazioni impiantistiche necessarie all'adeguamento dell'edificio e alla normativa specifica antincendio. I lavori sono stati appaltati a cura del consorzio CEV, che opera in qualità di centrale di committenza su mandato del Comune di Taglio di Po. L'impresa aggiudicataria è stata individuata, è una ditta tagliolese che è il consorzio contarinese Scavi e Trasporti. Con la ditta e con il direttore dei lavori abbiamo iniziato i lavori preliminari per delineare il cronoprogramma dei lavori. Attendiamo di comunicare la data ufficiale di inizio dei lavori, che probabilmente sarà non più tardi di qualche settimana. Durata prevista dei lavori 60 giorni dalla consegna dei lavori, costo complessivo dell'intervento circa 180.000 euro.